Direttore, oggi la Banca d'Italia apre i propri uffici alla gente, ecco, abbiamo visto che c'è tantissima gente, ecco, lei si è dilungato poco fa nelle spiegazioni tecniche di ciò che sono i compiti e le funzioni della Banca d'Italia con alcuni ragazzi che hanno seguito con interesse la sua relazione. Sì, sì, oggi è un giorno speciale, particolare, perché abbiamo aperto la cittadinanza per far conoscere il nostro patrimonio artistico, culturale, la nostra storia, far conoscere il nostro stabile, perché è uno stabile diciamo interessante dal punto di vista architettonico. Quello che ci preme sottolineare è che noi siamo un'istituzione sempre al servizio della collettività e abbiamo richiamato oggi quelli che sono i nostri compiti, le nostre attività, la salvaguardia del potere d'acquisto della moneta, l'emissione della moneta, prima la lira, oggi come ben sapete l'euro, la tutela diciamo, della clientela in campo creditizio, finanziario, e oggi i ragazzi hanno dato prova di avere assolutamente acquisito conoscenze importanti e significative per tutelarsi da attacchi, da cyber attacchi, da truffe informatiche online. Diciamo il nostro ruolo è un ruolo importante, io lo richiamo sempre perché ecco, diciamo, effettuare un pagamento ed essere sicuri che questo pagamento, come dire, vada a buon fine, dietro c'è un lavoro importante, un lavoro svolto, governato, presidiato dalle banche centrali. Noi siamo la banca centrale della Repubblica Italiana e da questo punto di vista il nostro compito è quello di tutelare il potere d'acquisto della moneta, lottando contro l'inflazione e garantire la stabilità finanziaria e la sicurezza finanziaria dei cittadini, la sicurezza in termini di possibilità di fare investimenti, di avere un ritorno economico diciamo, da questi investimenti, di poter guardare al futuro con serenità e diciamo, con fiducia. Ecco. Direttore, lei ha spiegato un po' le funzioni anche della banconota, una banconota che da cartacea oggi tenderà, chissà, un domani magari a sparire per via delle transazioni ormai con le casse di credito online, insomma si ricorre sempre meno di più al cartaceo. Sì, in effetti i pagamenti digitali sono aumentati, però devo dire che la diciamo, disponibilità del contante comunque non cessa mai anche di diminuire, cioè nel senso che la produzione di banconote tendenzialmente è in aumento, anche se si registra chiaramente un aumento dei pagamenti, diciamo, dei pagamenti elettronici. Questo viene definito dal punto di vista tecnico il paradosso del contante, cioè aumenta la produzione, aumenta la domanda di contante, però si assiste al tempo stesso a un progressivo aumento dei pagamenti elettronici. Questo ci fa capire che comunque c'è una forte predisposizione diciamo, degli utenti, della cittadinanza a detenere anche le banconote come riserva di valore ovviamente, e questo è un ruolo fondamentale, perché deve immaginare che nei momenti di crisi, la pandemia l'abbiamo avuto, l'esperienza diciamo ancora abbastanza recente, ma anche crisi diciamo, di tensioni geopolitiche, il cittadino si tutela accaparrando il contante, quindi il contante serve anche per gestire e far fronte a situazioni diciamo, di crisi. In prospettiva il futuro, i giovani hanno una grande attitudine a effettuare pagamenti diciamo, telematici, però ritengo proprio per le ragioni che ho detto che il cartaceo non ci lascerà mai, almeno nel prossimo decennio e chissà anche in futuro. Quindi diciamo questo aspetto è particolarmente importante. È talmente importante che noi come Banca Centrale stiamo investendo sempre più per aumentare anche l'efficienza nella produzione e distribuzione del contante, in modo tale ovviamente da ridurre i costi relativi al funzionamento, no? Di quello che chiamiamo circuito del contante, e rendere questo strumento di pagamento sempre appetibile, perché è uno strumento ovviamente che è democratico, accessibile diciamo, da parte di tutti, specialmente da parte dei soggetti e dei cittadini più disagiati che ovviamente hanno magari maggiori diciamo, difficoltà anche a gestire lo strumento tecnologico. Quindi io direi vive il contante, le banconote servono, l'euro serve in questo momento più che mai, e d'altronde la banconota, devo dire, rappresenta la nostra identità Direttore, di le faccio una cittadini domanda della Comunità ultima. Europea. Sì. Ecco, il ruolo dei bitcoin verso il bitcoin.
questo mondo La un po' tematica, allora, la sconosciuto tematica e dei nuovo. Bitcoin, Come vi ponete voi come allora, Evangeli Italia? questa è una tematica particolarmente, come dire, diciamo complessa e interessante. Dietro il Bitcoin ci sta una tecnologia, quella diciamo della blockchain, Sì, c'è la possibilità di fare pagamenti senza la presenza di un intermediario, quindi un rapporto one to one. Questo dal punto di vista generale, come dire, quasi rivoluzionario, cioè io ho una tecnologia che mi consente in tempi rapidi di effettuare diciamo, un'operazione come dire, al di fuori di un intermediario, quindi al di fuori dei controlli. Io devo dire diciamo, che questo alimenta che cosa? Alimenta anche diciamo, processi e delle attività che non sempre rispondono a logiche di legalità e quindi a logiche di sì, correttezza, perché sono logiche che vogliono in qualche modo sfuggire al controllo. Ci sono degli aspetti positivi nel Bitcoin e che noi come banca centrale stiamo valorizzando, sì, perché si sì. pensa di sfruttare questa tecnologia per i pagamenti all'ingrosso. Quindi io direi state attenti a Bitcoin, perché dietro il Bitcoin ci sono anche, come dire, assenza di controlli e quando non ci sono i controlli poi ci sono i crack, ci sono le Sì, crisi sì. e poi il cittadino, i propri risparmi, gli investimenti, chi onestamente ha ritenuto che il Bitcoin potesse rappresentare una fonte di guadagno subisce delle perdite. Quindi io sono molto diffidente quando non c'è un controllo, quando non c'è un controllo attento, perché il controllo risponde a logiche generali di tutela della collettività e questo è importante, sia quando parliamo di Bitcoin, quando parliamo di stablecoin, è una tematica Sì. oggi sempre molto attuale, legate ovviamente al dollaro. Diciamo, su questi aspetti ecco, mi pare di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo, devo dire.